Truffati dalle banche, il decreto sui rimborsi slitta. Di Maio dice senza accordo con tutte le associazioni non se ne fa nulla, l'allarme dei risparmiatori, se il vice premier ascolta i contrari andremo a schiantarci. Teatro Comunale, dal 30 aprile la fine della gestione di Fondazione Cassamarca, la struttura dovrebbe passare sotto il controllo della regione, tecnici e amministrativi temono per il loro futuro, non sappiamo nulla, dicono. Caso TBC a Motta di Livenza, mentre continuano gli esami, alcuni genitori si sono rivolti a un legale per presentare un esposto in procura, il direttore Benazzi dice nulla lasciato al caso, ma la vicenda finisce in Parlamento. Controlli di Savno su rifiuti abbandonati, raffica di multe a Santa Lucia di Piave, 39 in 3 settimane, c'è anche chi si è sbarazzato della carcassa di un asino. La cerimonia per i 167 anni della Polizia di Stato, il questore di Treviso pone l'accento sull'importanza dei mezzi tecnologici, assicura il commissariato di Conegliano non è in discussione. Per le pratiche burocratiche e la gestione delle problematiche in caso di morte o malattia del padrone, a Treviso nasce un ufficio comunale dedicato agli animali d'affezione e compagnia. Sono 42.000 in città, uno ogni 2 abitanti. Sport, volley, festa a Conegliano per l'impresa dell'Imoco che supera il Fenerbahce in semifinale e approda l'ultimo atto della Champions. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e in primo piano le novità sul fronte dei rimborsi per i truffati dalle banche venete. Dopo che ieri sera il tema è stato rinviato dal Consiglio dei Ministri, oggi da registrare la presa di posizione del Ministro Di Maio che ha raggelato le associazioni dei risparmiatori. Il perché lo spieghiamo nel prossimo servizio. Se Di Maio ascolterà le associazioni che hanno votato no, ci andremo sicuramente a schiantare. Questo è il commento a caldo dell'avvocato Matteo Moschini, uno dei volti delle associazioni di risparmiatori delle banche venete presenti lunedì all'incontro con il Premier Conte. Commento molto preoccupato dopo la dichiarazione del vice ministro Luigi Di Maio alla festa della Polizia di Roma. Se non c'è la totale approvazione dell'accordo da parte di tutte le associazioni non se ne fa nulla. Una posizione che secondo Moschini potrebbe raccontare un'altra verità. Il governo sappiamo perfettamente che ha bisogno di soldi, abbiamo visto anche ieri il DEF e quindi la situazione la conosciamo perfettamente. È naturale che ci sia la possibilità che il governo colga l'assist fornito da queste due associazioni e di conseguenza non vada a distribuire il 1,5 miliardi già stanziato e lo utilizzi per altre necessità. Due associazioni che hanno votato contro l'accordo su cui ora pesa una grave responsabilità. Il coordinamento Don Torta e noi che credevamo nella BPV. Ecco, e con che motivazione? Con motivazioni assolutamente le più disparate. Noi che credevamo alla PPV ha detto che ha votato contro perché non ha potuto leggere il testo del decreto e l'associazione del coordinamento Don Torta ha votato contro perché ritiene che il 30% sia un'elemosina sostanzialmente. Insomma tutto non solo di nuovo in alto mare nonostante la lettera di 13 associazioni al Premier Conte perché il caso banche torna entro 7 giorni al Consiglio dei Ministri e questa volta senza colpi di scena o dichiarazione d'effetto. La dichiarazione di Maio ci ha lasciato veramente stupefatti. Noi avevamo concluso un accordo 15 associazioni su 17 lunedì scorso con il Premier Conte e il Ministro Tria. Adesso Di Maio ha dichiarato che se non c'è l'accordo con tutte le associazioni non si fa nulla, ma questo francamente è un qualcosa di fuori dal mondo, anche perché sappiamo che le associazioni che hanno votato contro vogliono qualcosa di assolutamente irrealizzabile. Questo dunque e le notizie appunto vengono anche da Roma per capire se ci sarà come pare un nuovo vertice tra il Premier Conte e i due vice Premier Salvini e Di Maio. Intanto da Roma, su un altro fronte, quello dell'autonomia, oggi il governatore del Veneto Luca Zaia di nuovo in audizione di fronte alla Commissione alla Camera per le questioni regionali e è tornato a ribadire il tema appunto dell'autonomia, un percorso, dice, inarrestabile. Voi avete, perdonatemi se ve lo dico, avete l'opportunità di scrivere la vera pagina di storia di questo Paese. Se non la scrivete voi, la scriverà qualcun altro, ma prima o poi l'autonomia verrà. Cioè, rendiamoci conto che su 20 regioni italiane, 17 hanno già un percorso attivato. Intervenuto nuovamente insieme al suo collega della Lombardia, Attilio Fontana, di fronte alla Commissione per le questioni regionali, il governatore Zaia ha auspicato che il tema arrivi finalmente in discussione in Parlamento. Non si può dimenticare che è già stato previsto che ci sia un sì o un no su questo tema, ha aggiunto. Se così non fosse, ci si dica chiaramente che non si vuole realizzare l'autonomia. Zaia ha quindi ribadito alcuni fondamenti dell'istanza portata avanti dal Veneto, a cominciare dalla sua piena costituzionalità. Abbiamo avviato un progetto che è assolutamente in linea con la Costituzione repubblicana e con tutte le leggi.
Non possiamo accettare che nessuno si permetta di dire sciocchezze rispetto alla legalità del nostro percorso, che ha un vaglio estremo, che è quello della Corte Costituzionale. Ricordo peraltro che uno dei giudici in quel momento era Sergio Mattarella. Nessun egoismo nei confronti delle altre regioni, anzi. A me spiace vedere che c'è qualcuno che comunque insinua che i cittadini verranno curati di meno per colpa dell'autonomia. Non è colpa nostra se in qualche comunità l'unica cosa che sanno fare sono buchi della sanità e esportare ammalati. Andiamo a fare i conti a quella classe politica che governa male, incalza Zaia, che dice il Veneto accetta la sfida della virtuosità. Che la virtuosità deve essere premiata. Noi non stiamo proponendo la secessione dei ricchi, non stiamo proponendo un progetto di sublimazione dell'ingordigia e dell'avarizia del nord o altre boiate che sento dire. Noi stiamo semplicemente dicendo metteteci la prova. Adesso parliamo di lavoro e andiamo nel capoluogo della Marca, andiamo proprio a Treviso per parlare della vicenda del Teatro Comunale di Treviso che Fondazione Casamarca restituisce al Comune. La struttura dovrebbe passare sotto il controllo della Regione sia per quanto riguarda il cartellone che soprattutto le maestranze, tecnici e amministrativi che per ora temono per il loro futuro al momento fissato entro i prossimi 21 giorni. A noi in passato ci hanno dato garanzie fino al 30 aprile, adesso un punto di domanda perché di fatto nessuno ci ha più informato concretamente di come proseguiranno le cose. In una battuta lo stato d'animo dei dipendenti del Teatro Comunale di Treviso, raccolta quasi furtivamente perché c'è il timore che prendere posizione ufficiale significhi non avere futuro nella nuova struttura che prenderà in carico il Del Monaco. Si autodefiniscono i fantasmi all'opera al Del Monaco, parafrasando una delle grandi opere che sono state nel cartellone del Teatro Principe di Treviso. Casamarca ha fatto un passo indietro e l'ipotesi di una nuova fondazione per la gestione non è percorribile, quindi l'unica soluzione al momento è la presa in carico da parte della Regione con il circuito di Veneto Teatro. Tutto questo sopra le teste dei dipendenti, senza rappresentanza sindacale, che le notizie sono costrette ad apprenderle dalla stampa, anziché dalla dirigenza. Noi apprendiamo le notizie dai giornali, siamo molto fiduciosi che tutta questa positività che viene descritta davvero ci riguardi, ma di concreto non sappiamo nulla. E qui si parla del futuro di 12 famiglie, tra personale tecnico, biglietteria e amministrativo, che sperano di superare il 30 aprile, data di chiusura bilancio della Teatri Spa, con un'opera già in calendario a Ferrara. Abbiamo un'attività programmata fino a fine maggio, inizio giugno, però non sappiamo che cosa accadrà a seguire e soprattutto che cosa ci aspetta. Insomma, in questo limbo di indicazioni ufficiali tutti sperano nelle nozze di Figaro, esportato in Emilia, per dare continuità al Del Monaco, prima che dall'opera buffa si passi alla tragedia di un sipario chiuso per sempre. E a proposito di lavoro, il reddito di cittadinanza, come sapete, non ha attecchito il Veneto che risulta essere l'ultima regione per quanto riguarda le domande presentate. Il commento della CGIL: questo provvedimento non è nelle corde dei veneti. Sentiamo Nicola Talmi. Noi anche come CGIL ci eravamo attrezzati perché pensavamo ad un assalto di persone che chiedessero il reddito di cittadinanza. In realtà i criteri sono molto stringenti e ovviamente in un posto dove magari qualche offerta di lavoro c'è è molto più difficile ottenere il reddito di cittadinanza. Peraltro le persone hanno capito che se fanno dichiarazioni false o ottengono i soldi e non hanno diritti, poi i soldi devono anche restituirli. Io ho paura che la questione del reddito di cittadinanza sia stata venduta come uno specchietto per le allodole o una manovra pubblicitaria. In realtà c'è un problema di povertà e va affrontato, ma lo strumento per portare le persone a lavorare non è certo il reddito di cittadinanza, e il Veneto, che ha una tradizione di lavoro e di sviluppo, era evidente che non avrebbe aderito in massa a questo progetto. Vedremo come si svilupperà. Molto più attenzione c'è stata sulla quota 100 per le pensioni, su quello senz'altro sì, ma il reddito di cittadinanza non mi sembra proprio nelle corde dei veneti. Apriamo la pagina della cronaca per parlare di un tentato omicidio in Carnia, dove un cinquantenne ha colpito
un parente per ucciderlo con una spranga, un familiare, dopo aver danneggiato l'auto della stessa vittima, nonché il cancello di casa. Per fortuna la vittima non è in pericolo di vita, dopo quanto emerge dal ricovero effettuato presso il 118 di Tolmezzo. Questo è accaduto in Carnia. Il protagonista è un cinquantenne di Socchieve, in provincia di Udine, ed è originario della provincia di Treviso. È stato accompagnato nella casa circondariale di Udine e sarà chiamato a rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Questo è accaduto in Carnia. Adesso la vicenda della tubercolosi, del focolaio di tubercolosi nella scuola di Motta di Livenza, a partire da una lettera dello stesso governatore Luca Zaia, che ha risposto a una madre che gli aveva scritto perché è preoccupata appunto dai casi di TBC a Motta di Livenza. Il governatore del Veneto ha rassicurato la donna anche sul fatto che la Regione ha seguito e sta seguendo la vicenda. Mi ha colpito leggere, scrive Zaia in questa lettera, che da parte mia non ci sarebbe stato nessun tipo di intervento, ha spiegato Zaia, perché non è vero, me ne sono invece occupato personalmente assieme a tutti i tecnici della Regione e dell'ULSS 2 fin dal primo momento. Lei, si scrive Zaia riferendosi e rivolgendosi alla donna, non può immaginare quante volte di fronte ai problemi della sanità si lavori molto ma in silenzio, perché i problemi di salute si affrontano in concreto. Questa è la risposta di Zaia alla mamma preoccupata di Motta di Livenza. Nel frattempo però alcune delle mamme coinvolte nella vicenda si sono ugualmente decise di rivolgersi a un legale per presentare un esposto in procura. Potrebbe arrivare in procura il caso tubercolosi di Motta di Livenza. Alcune mamme infatti della scuola in cui è stato scoperto il focolaio si sono rivolte ad un legale per verificare se ci siano gli estremi per un esposto. Nessuna denuncia querela dunque, ma le famiglie chiedono che la magistratura valuti se vi siano eventuali responsabilità nella vicenda, sia nella fase iniziale sia successivamente. Al momento i casi accertati di TBC sono 10, 2 maestre e 8 bambini, una trentina coloro che sono risultati positivi alla Mantù, 1 migliaio coloro che sono stati sottoposti allo screening. L'ULSS 2 dalla sua ribadisce nuovamente che tutte le misure previste in questi casi sono state adottate sin dai primi momenti. Abbiamo avuto anche dal professor Rezza del Ministero e dell'Istituto Superiore di Sanità la certificazione che quello che stanno facendo i nostri esperti guidati dal dottor Cinquetti è corretto ed è quello che si doveva fare. Non ha senso accampare la chiusura della scuola, perché non esiste, perché bisogna capire come c'è ovviamente la progressione della malattia. Noi abbiamo isolato i casi che erano da isolare e abbiamo fatto la terapia e la prevenzione ai casi che dovevano essere ovviamente valutati. Per venerdì intanto si attendono gli esiti del test effettuato su un centinaio di persone tra studenti e personale scolastico usciti dalla scuola elementare nel 2017, mentre il 20 maggio verrà nuovamente ripetuta la Mantù nei casi risultati negativi nella prima fase. Non stiamo lasciando niente al caso. E intanto la vicenda è arrivata persino in Parlamento, alla question time della Camera nel pomeriggio di oggi. In Italia, ha detto il Ministro della Salute Giulia Grillo, è presente un alto livello di prevenzione che continua a essere assicurato rispetto alla tubercolosi. Riferendosi proprio al focolaio di tubercolosi nel Trevigiano, ha detto si è prontamente attivata per la ricerca dei contatti ai fini del contenimento dell'evento epidemico. Dalla relazione fornita dall'autorità sanitaria regionale si evince che 10 casi di tubercolosi polmonare, 2 maestre, incluso il caso indice, e 8 bambini sono stati immediatamente diagnosticati e prontamente sottoposti a trattamento multifarmacologico. Dunque anche alla Camera è stato chiesto ragione dell'intervento a livello regionale, appunto, che dell'Istituto Superiore di Sanità sul focolaio del TBC a Motta di Livenza. Adesso invece tutt'altro argomento, parliamo di ecofurbi, ecovandali e della raffica di multe nei controlli a Santa Lucia di Piave con Sarno. Una signora ha preso 9 multe perché per 9 volte in 9 giorni ha fatto questa infrazione. Io non riesco a capire come si può, forse le multe sono troppo basse. Chi
Chi si illude che la sensibilità sui temi ambientali sia in continua crescita deve scontrarsi con la dura realtà. L'abbandono dei rifiuti è in notevole aumento, lo conferma il grido d'aiuto lanciato dal comune di Santa Lucia all'azienda della raccolta dei rifiuti Savno, chiamata a intervenire con le sue fototrappole per smascherare i responsabili, con il risultato che in 3 settimane sono state multate addirittura 39 persone, tra cui la signora di Conegliano citata dal presidente De Luca. Luogo preferito dell'abbandono il cimitero di Sarano. Tra i rifiuti addirittura i resti di un asino macellato clandestinamente. Sorprendente il fatto che la gente tranquillamente vada nei contenitori dei cimiteri, ma anche lungo le strade e in altri posti ad abbandonare rifiuti che potrebbero essere riciclati senza averne nessun vantaggio poi economico, perché non è che pagano meno. Compreremo anche noi dei mezzi tecnologici per colpire. Poi farò ufficialmente la proposta al Consiglio di Bacino di inasprire le sanzioni, perché non c'è giustificazione all'abbandono dei rifiuti. Le sanzioni da un minimo di 120 euro a un massimo di 220 forse non sono sufficienti. Quel che fa riflettere è che la quasi totalità del materiale abbandonato era riciclabile. Al danno ambientale si unisce lo spreco, visto che ora tutto finirà necessariamente nel secco. Importante dunque intraprendere tutte le contromisure del caso, a cominciare dalle multe più salate. Poi un suggerimento è quello di fare quelli che si beccano, oltre alla multa, farli lavorare per una settimana, 2, a seconda della gravità del problema, sotto la Savno, e portarli a pulire, obbligarli a pulire i parchi, a pulire i cestini, obbligarli ad andare via qualche volta con il nostro camion alle 4 di mattina. Vedrete che prima o dopo si rimettono in carreggiata anche loro. Pochi istanti di pubblicità, poi torneremo a parlare dei dazi annunciati da Trump e le conseguenze sul Prosecco. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso, i dazi USA e gli effetti sul Prosecco. L'allarme lanciato da Coldiretti ad in Italy continua a far dibattere. Dazi su tutto che arriva dall'Europa, come ritorsione agli aiuti all'Airbus a discapito della Boeing. Ad annunciarlo il Presidente degli Stati Uniti, con tasse per 11 miliardi di euro. Un tema di macroeconomia che ha riflessi tutt'altro che irrilevanti sull'Italia, il Veneto e la Marca Trevigiana. Sicuramente i nostri produttori si preoccupano se gli Stati Uniti dovessero applicare i dazi, perché il mercato americano vale il 22% delle esportazioni, pari a 348 milioni di bottiglie per un valore di euro di 1 miliardo e 800 milioni. E questo è solo per parlare del comparto Prosecco, motivo per il quale l'annuncio di Trump ha infiammato il Vinitaly di quest'anno. Sicuramente è una notizia che non ci fa assolutamente piacere, visto che viene poi da una situazione in Inghilterra con la Brexit, che anche quella non è assolutamente positiva. Diciamo anche che non vogliamo preoccuparci più del necessario, ci auguriamo che tutte quelle che sono le forze in campo, perciò anche le diplomazie e i politici, riescano comunque a trovare una soluzione. Perché, sottolinea il Presidente di Coldiretti Treviso, in fondo negli Stati Uniti i dazi ci sono già e si chiamano contraffazioni del nostro agroalimentare. Sì, perché purtroppo è legalizzato, anche perché se andiamo a vedere, a scovare certe aziende americane o canadesi che si possono permettere di produrre il parmesan, che a tutti gli effetti sembra un prodotto con parmigiano reggiano italiano, o i prosciutti che dispacciano per San Daniele o di Parma, quando non ha niente a che vedere con i nostri. Quello è già un danno che stanno facendo alla nostra economia e ai nostri produttori. Insomma, il fronte è ben più ampio di singoli dazi al Prosecco. Per questo è importante un intervento a tutto campo da parte delle istituzioni. Cosa si può fare? Ma indubbiamente come sistema camerale cercheremo ovviamente di fare tutte le pressioni e le lobby con il governo centrale perché intervenga su Bruxelles per difendere il Made in Italy, per difendere le produzioni dell'Europa. L'Italia certamente da sola non potrà farlo, ma solo la massa critica della comunità europea. Stamane a Treviso la cerimonia per la festa dei 167 anni della Polizia di Stato. Più tecnologia e più uomini sulle strade per prevenire ogni forma di criminalità. Questa è la linea d'azione annunciata dal nuovo questore di Treviso nel corso del suo intervento alla festa della Polizia. Prima uscita ufficiale per Vito Montaruli all'interno dell'Auditorium Appiani, dove si è svolta la cerimonia con la consegna di encomi ed attestati a dirigenti e agenti che sono distinti in indagini e azioni per la sicurezza pubblica. Tanti gli interventi che hanno visto la Polizia in prima linea nel controllo del territorio. Siamo molteplici
sfide che la nostra istituzione ha dovuto affrontare negli ultimi anni. Da un lato un indubbio cambiamento dell'azione della criminalità su tutto il territorio italiano e della sua provenienza. Anche in questo territorio recentemente è stato dato in arresto un esponente della mafia nigeriana a seguito di una complessa attività investigativa. Quest'ora che ha ribadito che il commissariato di Conegliano rimarrà operativo. L'ufficio distaccato di questo di Conegliano ha valenza strategica perché consente alla questura di esplicare la sua attività nella zona di interesse e di rilevato interesse dal punto di vista economico e sociale, assicurando anche alla cittadinanza di quell'area la fruizione dei servizi della Polizia di Stato. Cercherò di intensificare comunque il rapporto della nostra istituzione nel territorio coneglianese. Ma il messaggio a tutti i cittadini è legato alla tecnologia per la sicurezza, che sarà ulteriormente potenziata con un sistema Mercurio già attivo nelle volanti e non solo. Perché consente di moltiplicare i controlli alle autovetture e quindi di individuare quelle autovetture principalmente rubate che possono essere utilizzate per forme di reato ben più gravi, e quindi sarà intensificato sicuramente l'uso, come sarà intensificata tutte le forme di controllo del territorio. Confermato l'aumento dell'organico in questura e commissariato. Il Ministro dell'Interno ha detto che arriveranno nuovi uomini, ne arriveranno anche a Treviso? Presumo di sì, ma si rimaniamo sempre in attesa di quelle che sono proprio le assegnazioni ministeriali. È una dichiarazione importante e sicuramente c'è un piano di potenziamento degli organici della Polizia di Stato a livello nazionale che consente di reintegrare tutte le carenze che ci sono state negli ultimi anni. Infine il passaggio della campionessa trevigiana di nuoto delle Fiamme Oro Margherita Panziera con una promessa. Il prossimo impegno sono i mondiali e se vinco la medaglia al mondiale la dedicherò alla Polizia di Treviso. A Treviso un animale da compagnia ogni 2 abitanti. Adesso nasce un ufficio comunale dedicato proprio a loro. Una rete per tutelare e curare i cani, i gatti e gli animali d'affezione in genere. Una novità che nasce a Treviso, un vero e proprio pool formato da professionisti. C'è da tenere presente che a Treviso su 84.000 persone ci sono 42.000 animali da compagnia registrati. È un ufficio che studierà tutte le migliori regole e le migliori abitudini da utilizzare per i nostri animali, ma non sarà un ufficio aperto al pubblico, per l'istanza del pubblico continuerà a seguire le funzioni attualmente in uso, quindi il veterinario sarà il veterinario, la polizia municipale sarà una polizia municipale o l'ufficio ambiente in caso di situazione ambientale. L'ufficio insomma si occuperà anche della normativa in tema di diritti degli animali, della loro tutela e dei percorsi burocratici da seguire, non solo ma anche ad esempio di iniziative come la realizzazione di area sgambatura cani. Nel pool ci sarà anche un rappresentante dei servizi sociali. La maggior parte degli anziani infatti hanno un animale da compagnia e in caso di ricovero o morte del proprietario questo ufficio si muoverà per trovare delle soluzioni a favore dell'animale. All'interno di questo ufficio il ruolo dei servizi sociali è un po' di prima sentinella nel territorio, andremo a recepire quelle che sono le problematiche che ci vengono segnalate o che verifichiamo direttamente all'interno delle case con l'assistenza domiciliare e poi andremo a riportare a questo ufficio che dovrà elaborare delle risposte innovative. Fra l'altro a Treviso esiste un servizio sanitario animale H24. Diciamo che è vero, non lasciamo indietro nessun animale, cerchiamo di risolvere al meglio tutte le problematiche attraverso un servizio H24. Soddisfatto dell'iniziativa il presidente dell'ENPA che spiega come debba cambiare anche la cultura delle persone che hanno degli animali. Gli estremi ci sono purtroppo in tutti i settori, dal pincerino con il gioiellino al collo all'altro che ha la catena al collo che è abbandonato in mezzo a un campo. Dovremmo fare in modo di eliminare questi due estremi, fare una condizione che sia ottimale per tutti, né troppo né troppo poco. Lo sport, il volley, come abbiamo raccontato nel TG di pranzo e anche nel TG del Veneto, l'Imoco Volley è in finale di Champions dopo aver sconfitto le turche del Fenerbahce ieri a Istanbul ed è quindi attesa per la finale di Berlino. E intanto Conegliano come ha reagito alla vittoria delle Pantere, vediamo. Grandiose. Io le seguo sul giornale, non vado, però spero che ce la facciano per Conegliano, anche perché fa un bel effetto sulla Gazzetta vedere scritto Conegliano in grande. Ce l'hanno buone possibilità di farcela? Speriamo di sì, credo proprio di sì. Siamo qua sul bar, abbiamo appena finito di festeggiare la vittoria di ieri
e stiamo aspettando per andare a Berlino. Buondì, sono entusiasta del successo che ha avuto l'Immoco, primo perché porta il nome di Conegliano e quindi sono molto fiero, e secondo perché io ho un cliente appassionato che partecipa a tutte le partite e si è anche coinvolto come famiglia, tant'è vero che ho le nipotine che inizieranno a fare pallavolo. Il mio pronostico è la vittoria in finale in Champions del Conegliano e anche dello scudetto, trovando ambo le parti il Novara. Ma che festa farete dopo se vince tutto qua? Ma sicuramente Piazza Cima per una settimana, sempre piena. Io sono uno degli ultras della curva sotto. Lei ha anche una bicicletta con la scritta di Limocco? Assolutamente sì. Contento del risultato? Felicissimo. Vediamo Berlino però. Secondo lei? Un po' dura, però ce la farà, sono gasate. Contento? Sì. Non sono io ma mio marito che è super contento e vorrebbe anche andare a vedere a Berlino. Adesso per parlare soltanto degli ospiti di 2010 fra pochissimo parleremo di quale Europa sarà, che Europa ci troveremo di fronte dopo il voto del 26 maggio, quindi parleremo di elezioni europee, lo faremo con Antonio Silvio Calò, il professor Calò, che come sapete ha dato la sua disponibilità al Partito Democratico per le elezioni europee, per la lista PD Siamo Europei. Peraltro nelle prossime ore verranno sciolte le riserve e ufficializzate le liste proprio del Partito Democratico, e poi Remo Sernagiotto, Fratelli d'Italia, conservatori e riformisti. Con loro parleremo dunque di tutti i temi da affrontare per cambiare o meno questa Europa. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Una nuova perturbazione investe in pieno le nostre regioni, dove il tempo risulterà dunque spiccatamente instabile. Ma vediamo il dettaglio di giovedì. Sul Veneto il cielo sarà molto nuvoloso, con piogge sparse ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori, localmente anche alternate a qualche pausa più asciutta. Temperature in deciso calo, con minime comprese tra 8 e 10 gradi, massime oscillanti invece tra 13 e 15 gradi. E sarà molto instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo un cielo coperto ovunque e qualche precipitazione a carattere sparso. Sarà via via più asciutto invece a partire dalla serata. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime in brusco calo, oscillanti tra i 14 e i 15 gradi. Situazione simile anche sul Trentino Alto Adige, perché anche sulla nostra regione il cielo risulterà molto nuvoloso o coperto, con rovesci e temporali diffusi, via via più sparsi con il passare delle ore. Temperature minime sui 9 gradi, massime piuttosto fresche, oscillanti tra 14 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.